Ben ritrovati cari telespettatori, come ogni venerdì noi siamo supportati dalla SPCGIL del Veneto per stavolta analizzare la situazione previdenziale con le novità normative che vengono in qualche modo si incardinano nell'anno 2023 a venire, vediamo quando, quanto potranno cambiare, e quindi tutto quello che c'è da sapere per chi ha intenzione di andare in pensione, per chi è già pensionato. A raccontarci naturalmente con dovizia di particolari, con la consueta precisione, abbiamo il piacere di avere qui con noi Maria Pistorello, grazie di esserci, della segreteria SPCGIL di Vicenza. Grazie. Allora segretaria, dobbiamo rivedere alcune cose, le avevamo già analizzate, ci sono stati dei cambiamenti, adesso possiamo fare il punto, giusto? Siamo arrivati a un momento che così sono le cose, giusto? Sì, esatto. Nel bene o nel male, così sono. Allora, sì. Qual è la situazione che voi vi trovate adesso a dover gestire? Bene, e intanto facciamo il punto sulla rivalutazione delle pensioni. E oggi lo faccio anche volentieri perché so che ci sono molti pensionati, sono quei pensionati che hanno poco più di 2.000 euro lordi di pensione al mese, che non hanno ancora ricevuto l'adeguamento. Noi nelle nostre sedi siamo subissati proprio di telefonate, siamo stati subissati in questo periodo perché non si sono visti, no? L'abbiamo detto dappertutto, è stato scritto l'aumento eccetera, ma l'INPS è in ritardo perché ha dovuto riassestare un po' i conteggi visto che il governo poi ha deliberato verso la fine dell'anno. Quindi per quanto riguarda i pensionati con una pensione lorda fino a 2.000 euro mensili hanno ricevuto l'adeguamento, hanno già ricevuto... Quindi fino a 2.000 euro lordi mensili, esatto, hanno già visto l'aumento e a loro per adesso non spetta altro, spetterà una piccola aggiunta a quello che hanno avuto però a gennaio del 2024, dopo spiegherò meglio perché. Invece a quelli che hanno più di 2.000 euro lordi di pensione al mese... Che vuol dire un netto circa su che cosa? Ah sì, poi abbiamo proprio una tabella, ma 2.000 euro lordi sono 1.695 euro netti. Quindi da 1.695 in su devono ancora, circa, adesso diciamo perché il conto l'ho fatto proprio sulla cifra netta dei 2.000, poi possono essere 2.100, 2.105 eccetera. Sì, l'adeguamento verrà dato da marzo, quindi a marzo si vedranno la pensione adeguata, in più l'INPS gli darà anche gli arretrati per i mesi di gennaio e febbraio. Ah, quindi avranno diciamo così, una busta pensione più nutrita. Sì, da marzo questo. Da marzo, invece per tutti gli altri è stato applicato il valore provvisorio del 7,3%, non a tutti uguali, perché fino a 4 volte il trattamento minimo, cioè fino a una pensione lorda di 2.101 euro, è stato proprio applicato l'aumento del 7,3%. Quindi questi sono tutti quanti a posto. Faccio un esempio intanto partiamo dal trattamento minimo della pensione. Vedo che c'è la slide, aspettate che me la prendo anch'io qui perché non riesco a vedere da quella distanza, ma me la prendo qui, la slide numero 1, eccola qua. Ecco, vi dicevo allora, così i nostri telespettatori possono seguire meglio, no? Rivalutazione al 7,3%, allora per le pensioni fino a 2.101 euro. Incremento poi però transitorio, perché non è definitivo, eccezionale invece per le pensioni che sono di importo pari o superiori al trattamento minimo. Allora, per i pensionati che sono sotto i 75 anni hanno avuto l'aumento per cui adesso si trovano una pensione di 572 euro invece che come l'anno scorso era di 525,38 euro, quest'anno devono aver trovato la loro pensione di importo di 572. Ma questo una tantum? Cioè, no, mensile, è transitorio perché non è stata riconosciuta la rivalutazione al 100% del tasso di inflazione, ma in via provvisoria, quindi
quindi dovrà essere strutturato questo in più che hanno dato da quest'anno, ma intanto l'ammontare della pensione per chi ha la pensione integrata al trattamento minimo è questa. Poi è stata fatta anche un'operazione per favorire i pensionati che hanno più di 75 anni e che hanno sempre la pensione integrata al minimo. Questi avranno quasi 600 euro, sono esattamente 599,82, ma sono state portate queste pensioni sempre in via transitoria a 600 euro per coloro che hanno più di 75 anni. Poi ancora vediamo invece la diapositiva, la slide successiva. Quindi rivalutazione, ed eccola qua, la rivalutazione, lo ricordo a chi ci ascolta, ai nostri pensionati, che non è uguale per tutti. Fino all'anno scorso seguiva un metodo, da quest'anno questo sistema è stato, come posso dire, ridotto. Quindi per coloro che hanno la pensione fino a 2.100 euro mensili lordi non è cambiato niente, la rivalutazione è sempre per intero, al 100% del 7,3%. Per tutti gli altri va a decrescere. Qui vediamo la tabella della maniera in cui decresce, dopo però la vedremo meglio più avanti, sì, questa partita, perché dirò anche quanto purtroppo si va a perdere. Se vediamo poi la slide successiva, la numero 3 o comunque quella successiva, eccola qua, perfetto. Allora, in questa slide noi vediamo, ribadito quello che ho detto prima. Quello che volevo spiegarvi un po' meglio è dove è scritto conguaglio tasso di inflazione definitivo 8,1%. Quindi è aumentato rispetto a prima. Allora, lo spiego. Quando l'INPS, quando il Ministero fa il conto di qual è il tasso di inflazione da applicare per rivalutare le pensioni l'anno successivo, lo fa a novembre questo conteggio, salvo poi fare il conto esatto successivamente, compreso il mese di dicembre. Allora, col conteggio fatto a novembre era risultato che il tasso da applicare provvisorio era del 7,3%. Invece adesso sappiamo, hanno fatto i conti per tutto l'anno completo e il tasso di rivalutazione risulta dell'8,1%. Quindi a gennaio del 2024 i pensionati avranno un adeguamento di uno 0,8% che verrà dato in un'unica soluzione con la pensione di gennaio 2024. Ma di questo avremo modo poi di parlarne più avanti, insomma, verso la fine dell'anno. Per adesso lo ribadisco, per chi ha la pensione fino a 2.100 euro mensili lordi non sarà toccato assolutamente nulla. Per gli altri poi vedranno quello che gli spetterà a marzo e fino a gennaio poi non si riparlerà più di nulla. Andiamo poi alla slide successiva. Quindi innanzitutto bisogna avere un attimo di tempo in base al tipo di situazione in cui ci si trova. Questo è importante capirlo, perché magari si fanno prendere dall'ansia e quindi è quella cosa peggiore. Vediamo appunto la slide successiva. Vediamo la slide successiva e questa qua mette, è la slide quella... È questa, rivalutazione esempi, esatto, sì, è proprio questa. E allora in questa slide qua facciamo, lei ha fatto il calcolo, si vedono, abbiamo netto, fatto degli esempi, ma abbiamo voluto anche mettere in evidenza purtroppo quale sarà la perdita per determinate categorie di pensione. E allora, come vedete, intanto vedete la prima colonna, quella con i numeri in rosso,
Questo indica sostanzialmente quella indica la differenza. diciamo, la differenza con la precedente normativa. La precedente normativa prevedeva l'applicazione della rivalutazione della pensione con un certo importo. Diciamo che con provvedimento fatto a fine anno dal governo invece il tasso di rivalutazione è stato diminuito, come vedete, di quelle percentuali. Ma quello che voglio dire che purtroppo sembra, visti così i numeri non ci dicono tanto, però purtroppo ci dice tanto il dato nazionale, perché per il solo 2023 si stima per le casse dello Stato un risparmio di 34,7 miliardi che arrivano dalle tasse, scusate, di più di 3 miliardi, insomma, che vengono fuori dalle tasche dei pensionati. È questo, insomma, il quale noi abbiamo, insomma, fatto le nostre rimostranze e continueremo a farle, perché, come lo diciamo spesso, un nostro slogan, purtroppo non si può far cassa, se mancano soldi allo Stato non possono far cassa, trovare questi soldi e prenderli dalle pensioni, perché non è corretto. Il patto che si sottoscrive, no, tra il lavoratore poi e lo Stato, quando nel periodo in cui si lavora, è quello: io ti lascio giù una parte del mio stipendio, lo ricordo che per i lavoratori dipendenti è del 33%, non è poco, tu un domani mi riconosci la pensione. Ma come vediamo, purtroppo in questi anni non è la prima volta che succede. A un certo momento lo Stato ha bisogno di soldi e cosa fa? Mette la tagliola sugli assegni di tante pensionate e di tanti pensionati, e questo non va bene. Tornando alla diapositiva di prima, alla slide di prima, ho fatto anche degli esempi per quanto riguarda, per esempio, il netto e il lordo, quello che spetterà con la rivalutazione delle pensioni, quello che spetterà allora, leggiamoli tutti uno dopo l'altro, tanto abbiamo tempo, così le persone ci sentono, perché effettivamente è scritto un po' in piccolino, quindi magari sentendo... io non lo vedo da qua nel monitor, ma ho il mio foglio qui. Allora guardate, lo ripeto, le pensioni integrate al trattamento minimo per i pensionati al di sotto dei 75 anni passano, proprio per effetto della rivalutazione, dell'aumento dell'inflazione che c'è stata l'anno scorso, da 525 euro passano a 572 euro. Ogni mese. Ogni mese, esattamente. Invece per chi ha più di 75 anni, l'assegno che l'anno scorso era di 525 euro sempre, passa a 599,82, quasi 600 euro. E poi abbiamo preparato alcuni esempi. Guardiamo il primo. Una pensione lorda di 1.500 euro andrà a prendere con l'aumento 1.609 euro. Sempre lordi, ma netti quanti sono? Sono 1.325 euro, perché i pensionati, lo ricordo, pagano le tasse tanto quanto i lavoratori, anzi per un determinato meccanismo ne pagano anche un po' di più. E quindi poi il risultato è questo, quindi dire le pensioni da 1.500 euro, poi alla fine quella che l'anno scorso aveva 1.500 euro, rivalutata a 1.600, netto 1.325. Questi calcoli sono fatti tenendo conto del fatto che il pensionato non abbia altri redditi oltre alla pensione, perché se poi ci sono altri redditi, naturalmente potrebbe essere che l'aliquota fiscale si alza. Perché non è legata alla pensione, ma è legata al reddito? Allora, nel caso in cui un pensionato, per esempio, abbia, non so,
faccia anche un lavoro dopo il pensionamento, si cumulano, quindi anche la classica locazione, no? L'affitto che può prendere da... Là dipende poi se la normativa prevede che ci sia un prelievo diretto sull'affitto oppure no, ma in ogni caso il reddito del pensionato alla fine viene Io pensavo che fosse legato proprio alla pensione, assegno pensionistico. No, non è legato solo alla pensione. L'esempio è quello magari di un pensionato che ha un lavoro aggiuntivo, che magari dopo la pensione continua a lavorare. I due redditi vengono messi assieme e il prelievo fiscale viene fatto come se fosse un'unica voce, un unico reddito. Allora ci fermiamo un attimo, poi leggiamo anche gli altri perché necessitano di tempo, siamo con la pubblicità che incombe, quindi brevissimo intervallo pubblicitario, voi intanto anche se avete bisogno di delucidazioni scrivete i vostri messaggi, riprendiamo poi il punto sempre con Maria Pistarello, tra poco. Allora, sempre con Maria Pisarello stavamo vedendo, segretaria, le varie pensioni netto lordo, l'aumento che riceveranno, ricordando che poi da una certa quota in su bisogna aspettare marzo. Esatto. Ricordando un'altra cosa, ecco, queste sono le sedi dove ci si può rivolgere, no? Ma certamente noi adesso cerchiamo così di illustrarvi quali sono i vostri diritti per qualsiasi dubbio, ma anche se avete bisogno di fare un controllo per essere certi, insomma, che sia stato applicato correttamente la rivalutazione alla vostra pensione. Nella slide che vedete proiettata adesso ci sono i recapiti di tutte le sedi del sindacato pensionati CGIL della regione. Potete prendervi nota del numero di telefono o dell'indirizzo mail della sede della vostra provincia e poi chiamando quel numero potete avere anche l'informazione da chi vi risponde su qual è la sede più vicina alla vostra abitazione. Noi siamo sparsi su tutto il territorio del Veneto, io sono di Vicenza, io opero nella provincia di Vicenza e a Vicenza abbiamo tantissime sedi dislocate sul territorio anche perché è molto vasto, insomma, per dare modo ai nostri pensionati di poterci raggiungere molto più facilmente. E lo stesso vale a livello nazionale. Certamente. Grazie perché ci tenete sempre informati, scrive Anna. Oh, bene, grazie. Allora, a proposito di informazione, ringraziamo comunque la signora Anna, torniamo alle pensioni per finire di leggere quelle che erano gli esempi che sono stati presi. Non è che il pensionato paga più tasse, è lo Stato che si trattiene più soldi del dovuto e ci specula sopra. Sì, non è che il pensionato volontariamente paga più tasse e neanche evade il pensionato perché vengono fatte alla fonte e quindi sì, c'è un meccanismo, magari dedicheremo una puntata per spiegare bene il meccanismo perché c'è come funziona, che vabbè dai, ma non è il caso magari adesso. Allora, torniamo sulle pensioni. Possiamo tornare sulla slide precedente, quella con le pensioni lorde e le pensioni nette. La tabellina sì, adesso che la metterai in onda, intanto leggiamole che così se li sì, esatto. Allora andiamo invece a una pensione di 2.000 euro lordi, sono quelle pensioni che hanno già ricevuto, questo è l'adeguamento. Quindi li hanno già visti. Esattamente, quindi da 2.000 sono passate a 2.146 lordi mensili. E però netti sono 1.695, quindi una bella sforbiciata come vedete, e poi via via vi sono per chi ha una pensione da 2.500 euro lordi sempre nell'anno precedente è passata a 2.655 e netta è poco superiore a 2.005 euro. Ma partendo, il netto partiva da che cosa prima? Partivamo da un netto l'anno scorso, per esempio nel caso dei 2.000 euro, partivamo da un netto di 2.000 euro. Ah, netto di 2.000 euro. No, scusate, un lordo di 2.000 euro. Che è un lordo. No, non ho fatto il conto per l'anno scorso, sì. Però rivalutato con la rivalutazione del 7,3%, il lordo di 2.000 euro del 2022 è passato a 2.146 euro in quest'anno. Certo. Questi 2.146 però, tolte le tasse,
sono diventati, il pensionato alla fine è andato a riscuotere 1.695 euro. Quindi siamo passati dai 2.150 quasi lordi a quasi 1.700, insomma, una bella differenza. E poi qui abbiamo messo anche le pensioni più alte per far vedere, insomma, dove li scattano i tagli maggiormente. Sono una pensione per esempio da 2.500 euro ha una rivalutazione del 5% in meno rispetto all'anno scorso, e su 2.500 euro il lordo è 2.655, va a un netto, dicevamo, di 2.005, e così via. Salterei quelle, ribadendo ancora una volta: le nostre sedi sono a disposizione di tutti i pensionati e le pensionate per fare. Tra l'altro le nostre sedi proprio sono dotate anche di un sistema di calcolo, per cui mettendo dentro l'importo della pensione hanno immediatamente poi il risultato. Sì, sì. È un sistema di calcolo che usiamo in tutto il Veneto ed è molto efficace, davvero ci permette di essere molto veloci anche nel fare i controlli del cedolino del pensionato. Perfetto, allora, però, adesso, prego. No, adesso che ho detto cedolino, ricordo a chi ci sta guardando che lo SPI-CGIL, grazie a una convenzione con l'INPS, può scaricare dal sito dell'INPS per i propri pensionati iscritti, può scaricare il modello BSM, che è la busta paga, noi la chiamiamo del pensionato, può scaricare il riepilogo dei redditi annuali, quello che una volta si chiamava CUD, adesso si chiama Q, e anche il cedolino della pensione. Possiamo scaricare, grazie a questa convenzione, 6 cedolini quando viene il nostro pensionato, gli ultimi 6, e vedere mese per mese come è stato applicato le trattenute sulla pensione. Questo per fare una verifica se è stato fatto tutto correttamente. E ci è molto utile nel caso in cui il pensionato trovi improvvisamente un ammanco, perché di solito se ci sono più soldi, io non vedo pensionati che mi vengano a chiedere spiegazioni. Però quando mancano soldi sulla pensione, anche soltanto 20-30 euro, che comunque talvolta sono significativi io resto però smarrita dal fatto che, caspita, ci possono essere questi errori, perché io mi affido... Allora, non sono errori. Talvolta sono conguagli fiscali, si tratta di conguagli fiscali. Allora il pensionato noi lo rassicuriamo, diciamo: guarda, c'è stato un conguaglio fiscale per questo motivo, arriva in quel senso. E quindi l'anno dopo, il mese dopo la pensione viene corrisposta uguale, insomma, come sempre. Però il pensionato si preoccupa perché dice: ma come, sento dire che ci sono aumenti cose, a me l'hanno tagliata. E allora, insomma, diciamo che il servizio che noi facciamo è molto utile davvero, perché lo sappiamo bene. Se non ci fossimo e se il pensionato non avesse la possibilità di accedere alla sua posizione all'INPS tramite lo SPID, non avrebbe altre possibilità. Insomma, all'INPS purtroppo quando si chiede anche un appuntamento ci vuole moltissimo tempo, in questi casi poi anche stenta anche a darlo, perché quindi ricordarsi che c'è questa opportunità, che molto rapidamente viene stampato, insomma, il modello richiesto e vengono fatte le valutazioni calcolo. Allora, quali sono in qualche modo le regole per andare in pensione adesso dal 2023? Cos'è cambiato? Quali sono gli elementi più importanti da tenere presenti? Beh, non è cambiato niente, fortunatamente non è elevata. Io chiedo alla regia se gentilmente può mettere la slide requisiti per il pensionamento. Li leggo velocemente, eccoli qua. Sono sempre 67 anni di età e almeno 20 anni di contribuzione per poter Quindi andare. 67 anni bisogna averli, 20 anni di... 67 di età e almeno 20 anni di contribuzione, salvo poi, di eccezioni adesso non ne parliamo perché sarebbe troppo lunga. Poi questa è la cosiddetta pensione di vecchiaia.
vecchiaia, quindi 67 anni, almeno 20 anni di contributi. Poi la pensione anticipata, vediamo la parte sotto, a prescindere dall'età anagrafica, quindi una persona, un lavoratore che ha, se è uomo, 42 anni e 10 mesi di contributi versati, può andare in pensione a qualsiasi età. Invece una donna con 41 anni e 10 mesi di contribuzione può andare in pensione anche lei a qualsiasi età. Chiedo questo. Sì. Entrambi i blocchi, sia quella di vecchiaia che questa di pensione anticipata, comportano rispetto ad attendere anche i 67, per quel che riguarda 42 anni versati, no? E 10 di contributi per gli uomini. Se ha 60 anni, se aspettassi i 67 prenderebbe di più? Certo, perché adesso siamo in un regime contributivo. Il calcolo della pensione viene fatto in base ai contributi che una persona, un lavoratore ha versato durante tutta la sua vita lavorativa. Più ne versi e più più versi contributi, più è alta la pensione. C'è ancora in vigore un sistema misto, perché il contributivo in vigore ma ormai sta andando ad esaurimento. Insomma, non entro nel merito, i baby boomer sono perché tutti misti, altrimenti però. però ecco, le regole in vigore adesso sono queste: 67 anni di età, 20 di contributi, oppure per gli uomini 42 anni e 10 mesi di contributi, 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne. Questo è il minimo per poter... Questo è il minimo. Bene, i 7,3 di rivalutazione, ma se precipitiamo in una grande inflazione che già ora è oltre il 10%, cosa succede? Adeguamento o perdita? Grazie. È una domanda molto interessante, che mi dà modo di dire anche una cosa che noi come sindacato pensionati ribadiamo già da tempo. La rivalutazione della pensione così come viene fatta non garantisce negli anni di mantenere il potere d'acquisto di questa pensione. Già è insufficiente questo tipo di rivalutazione che viene fatta. Il telespettatore ci poneva la questione, proprio questa questione: se dovesse continuare a esserci questo aumento di prezzi così come abbiamo visto nell'anno appena passato, questo divario aumenterebbe, quindi il fatto proprio aumenterebbe la perdita di potere delle nostre pensioni. Chiaro. A meno che non succeda qualche cosa per cui vengono adeguate, però non è previsto perché c'è una legge, giusto? Ne parlavamo, è da un bel po' che stiamo parlando. Una delle ipotesi in vigore, siccome l'inflazione viene calcolata su un paniere di beni che non sono di uso proprio specifico dei pensionati, negli anni scorsi proprio parlavamo della necessità di variare il contenuto di questo paniere, fare due conteggi per quanto riguarda l'inflazione. Separare in qualche modo quelli che sono i consumi dei pensionati dagli altri. Non abbiamo fatto passi avanti. Però non qualcosa è stato fatti introdotto, se non sbaglio, mi sembra che ci siano stati alcuni beni che sono stati introdotti. Sì, periodicamente vengono variati adeguati, i beni, sì. Ma siccome i beni sono sempre più digitali e soprattutto i nostri pensionati, quelli più anziani, non ne fanno uso, ecco perché si crea questo squilibrio. Chiaro. Allora, torniamo su questi temi, parliamo anche di 103. La quota 103. Subito dopo la pubblicità, tra poco. Va bene. Allora, eccoci qua, vedevamo quota 103. Allora, Sì. che cos'è questa quota 103? Ecco, Partita di nuovo la sigla, prego. Quota 103 è stata istituita solo per il 2023 ed è una quota che prevede, vediamo se magari c'è anche la Adesso la rimettiamo, slide sì, adesso rimettono la relativa. slide, intanto la Esatto. raccontiamo.
così la vediamo i nostri, eccola qua, così i nostri telespettatori ci possono seguire meglio. Può richiedere il pensionamento in pratica chi raggiunge 62 anni di età e 41 anni di contributi entro il 31 dicembre del 2023. Ci sono però delle clausole. L'assegno pensionistico non potrà superare 5 volte il trattamento minimo, che è pari a circa 2.818 euro lordi, circa 2.000 euro netti, sino al raggiungimento dell'età pensionabile dei 67 anni. Diciamo che questo riguarda chi magari ha degli stipendi molto alti, hanno messo un limite alla possibilità, insomma all'assegno. Alla convenienza. Possono andare in pensione, però devono raggiungere questo requisito entro il 31 dicembre del 2023. Naturalmente negli anni scorsi, voglio ricordare ai nostri telespettatori, alle nostre telespettatrici, ci sono state la quota 100, per cui si dovevano maturare 62 anni di età e 38 di contributi entro il 31 dicembre del 21, successivamente la quota 102 che prevedeva 64 anni di età e 38 di contributi entro il 31 dicembre 2022 per coloro che hanno maturato questi due ultimi requisiti all'epoca, li hanno maturati ma non sono andati in pensione perché hanno preferito rimanere al lavoro. C'è quella che chiamiamo la cristallizzazione del diritto, cioè possono, se lo decidono, quest'anno di andare in pensione perché comunque avevano maturato i contributi entro quelle date che dicevamo prima. Però diciamo che io invito chi ci sta ascoltando, i lavoratori e le lavoratrici che dovessero vedere insomma che sono che potrebbero insomma rientrare nelle categorie che abbiamo illustrato, in ogni caso di rivolgersi al patronato. Noi abbiamo il patronato Inca che è queste sono le sedi dello SPI, poi c'è il patronato per fare i calcoli. A fare il calcolo, eccetera. Passiamo poi adesso invece all'opzione donna, no? All'opzione donna, che è stata variata rispetto agli anni scorsi. Sono state emesse alcune clausole in più. Sull'opzione donna però, prima di vedere proprio la slide, vorrei dire qualcosa. Se una donna decide di andare in pensione con questo sistema, deve sapere, lo sa, ma lo ribadisco, che perde molti soldi della propria pensione. Questo è bene sempre ricordarlo. Il patronato, esatto, il patronato Inca può fare il calcolo proprio e far vedere insomma qual è la perdita. Poi vi sono tante donne che preferiscono andarci comunque perché magari hanno delle motivazioni ben importanti. Comunque per quanto riguarda l'opzione donna è ancora in vigore anche quest'anno. Ci vogliono 60 anni di età, 58 va bene per alcune categorie, poi 35 anni di contributi che però devono essere stati raggiunti entro il 31 dicembre dell'anno scorso, del 2022, e per ogni figlio è previsto lo sconto per ogni figlio che hanno queste donne, è previsto lo sconto di 1 anno sul requisito anagrafico entro un massimo di 2 anni, quindi per un massimo di 2 figli. Tornando sulle destinatarie, sono destinatarie caregivers. Io non amo scrivere cose in inglese perché preferisco sempre esprimermi nella nostra lingua. Caregivers sono le persone che curano un proprio congiunto non autosufficiente, che si prendono cura di una persona non autosufficiente. Non a livello professionale, ma a livello familiare. A livello familiare, esattamente. E poi è stato aggiunta
anche la clausola che possono avvalersi di opzione donna le donne in possesso di una invalidità civile di almeno il 74% e poi lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per i quali va bene, insomma, è in atto una crisi di impresa. In ogni caso invito proprio le donne che all'ascolto ha. Poi ci sono altre deroghe che riguardano i lavori usuranti e notturni, quindi lo sappiano i nostri ascoltatori, non entro nel merito, sappiano che chi svolge queste attività può avere la possibilità di andare in pensione anticipatamente da quella che era la regola dei 67 anni di età oppure quella dei contributi che dicevo prima. Certo. Poi ci sono anche i lavoratori precoci che vanno in pensione con 41 anni di contributi a prescindere dall'attività, dall'età anagrafica, scusate, ma cosa vuol dire precoci? I lavoratori precoci sono coloro che hanno svolto almeno 12 mesi di lavoro prima del 19° anno di età. E anche qua non entro nel merito, i nostri ascoltatori sappiano insomma che in questo caso si informino presso il patronato delle possibilità che hanno. L'ultima, l'APE, è l'APE sociale. L'APE sociale è nata alcuni anni fa. È nata proprio con l'intento di andare incontro ai disoccupati. Chi sono i destinatari? Ecco, chiedo anche qua gentilmente la regia. Oh, bravissima veramente. Allora, i destinatari sono i disoccupati con esaurimento integrale dell'indennità di disoccupazione, poi gli invalidi civili almeno il 74%, ancora una volta i caregivers, cioè le persone che si occupano della cura di un loro familiare non autosufficiente, e poi gli addetti ad attività particolarmente rischiose e difficoltose. C'è proprio una lista di attività che non sono da confondere con i lavori usuranti, queste sono attività gravose, c'è proprio tutta una lista di attività che eventualmente se I requisiti sono però i 63 anni? Allora i requisiti sono 63 anni di età e almeno 30 anni di contributi, 36 anni nelle attività difficoltose e rischiose, 32 anni per i soli operai edili, per i ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta. Ricordo che l'APE sociale è stata prorogata fino al 31 dicembre di quest'anno. Quindi chi dovesse... Perché dopo non è detto che ci sia ancora. Non è detto, esatto, già ha ottenuto la proroga. Messaggio: pensate che nel privato non esiste rivalutazione ma solo atti di pietismo del datore di lavoro, se lo ritiene, altrimenti neanche quello. Mamma mia. Io spero che invece che ci sia comunque applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro. Nel privato è la buona, a parte certe categorie, è tutta la buona volontà e appunto la generosità e disponibilità dei datori di lavoro, nei piccoli, le aziende piccoline. Dopo ci sono state aziende che però hanno dato i famosi benefici, benefit, no? Buoni pasto, buoni benzina, certo. Che sono stati d'aiuto, non tutte però. Sì, purtroppo il periodo vissuto per tutti quanti noi è stato davvero molto difficile, con gli aumenti indiscriminati dell'energia, che poi si è riversato sui generi di prima necessità. Ma io quindi l'inflazione è un circolo, perché alla fine se tu hai un'azienda e vendi prodotti, vendi servizi, a chi sono destinati, salvo che non sia il target alto, a tutti i cittadini. Se i tuoi stessi lavoratori sono i primi che non potranno permettersi quel bene, quel servizio, viene da sé che prima o poi il gatto che si mangia la coda. Buongiorno, vorrei chiedere, a ottobre 2023 raggiungo
2224 settimane di contributi. Domanda: devo aspettare le famose 2227 settimane oppure posso fare la domanda di pensione anticipata prima? Allora, a questo nostro telespettatore dico, chiami non domani che è sabato, lunedì chiami il patronato Inca, si faccia dare un appuntamento, perché non basta questo requisito, ci vogliono altri requisiti per capire bene, bisogna sapere altre cose per dare una risposta compiuta. Ecco, la continuità e la discontinuità lavorativa, se uno ha dei buchi, dei salti, vengono calcolati? Attualmente no. Allora, questo mi dà modo di dire che proprio perché, soprattutto le giovani generazioni, in un periodo in cui ci sono stati tantissimi problemi di collocazione nel mondo del lavoro, si troveranno un domani ad avere una carriera discontinua. Purtroppo non è previsto alcuna copertura dei buchi, ci si lavori, e quindi noi chiediamo per questo che venga fatta una pensione minima di garanzia per coloro che sono in questa situazione. Noi come sindacato ci state lottando. Seguiremo anche questo capitolo perché vedo che siamo fuori tempo massimo. Maria Pistrello, grazie come sempre, chiarissima nelle spiegazioni, però per i casi speciali, i casi singoli, abbiamo visto ci sono tutte le sedi dello Spicigello che sono disponibili, oppure le sedi dell'Inca per fare tutti quanti i calcoli, ed è bene rivolgersi per vedere la singola posizione perché varia molto. Grazie ancora, buon lavoro a lei e a voi telespettatori, appuntamento alla prossima.